Sono il sottotenente di vascello Claudia Cecato della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Oggi parleremo degli obblighi e dei doveri del comandante delle unità da diporto. In quanto unico responsabile della sicurezza dell'unità e delle persone a bordo, dovrà studiare preliminarmente la traversata e scegliere quindi la rotta più breve e sicura anche in funzione delle previsioni meteo e degli avvisi ai naviganti e quindi degli eventuali ostacoli. Calcolare in funzione delle miglia da percorrere, del consumo orario caratteristico dell'unità da diporto che si utilizza e della velocità da crociera che si intende mantenere, calcolare appunto il carburante necessario. Successivamente dovrà verificare prima della partenza la presenza e l'efficienza di tutte le dotazioni di sicurezza previste in base al tipo di navigazione che si effettuerà e soprattutto in base alle persone che si avranno a bordo. A tal proposito consigliamo di prendere visione nel sito web della Guardia Costiera dell'allegato relativo alle dotazioni minime di sicurezza che varieranno in seguito alla navigazione che si intende effettuare e al numero di persone che si avranno a bordo. Il comandante dell'unità da diporto dovrà innanzitutto mantenere la velocità massima di 3 nodi se siamo nel corridoio di lancio e quindi ci stiamo avvicinando o allontanando dalla costa, e comunque entro i 1000 metri dovrà mantenere una velocità massima di 10 nodi. Ricordo inoltre che se si è in presenza di segnali di presenza sub che generalmente sono le bandiere rosse con la linea diagonale bianca, l'unità da diporto dovrà stare a una distanza almeno pari a 100 metri dalla stessa, proprio per evitare inconvenienti. Per quanto concerne i documenti di bordo, ricordiamo che variano a seconda se stiamo parlando di natanti o imbarcazioni o navi da diporto. Ricordiamo infine che nel caso in cui si verificano delle problematiche durante la navigazione, occorre immediatamente chiamare il 1530 ed essere molto specifici in base relativamente appunto alla problematica avvisata, al numero di persone a bordo, alle caratteristiche dell'imbarcazione e a dare tutte le informazioni che possono aiutare la Guardia Costiera ed effettuare in maniera più celere i salvataggi. Guarda, questa è la salvezza anche insomma, imbarcazione di colore blu con motore fuori bordo. E più o meno a quanto vi trovate la distanza dalla costa? 3 miglia a sud di Giallonardo, quindi proprio attraverso siete? Sì, a bordo quante persone siete? Tutte, diciamo, adulte? Ah, siete 2 adulti e un bambino. State tutte bene? Avete semplicemente una avaria al motore? Va bene, se mi lascia un solo cavo telefonico. Qual è la situazione? Sì, abbiamo ricevuto la segnalazione tramite il numero di emergenza mobile 1530. Sì. A 3 miglia a sud di località Giallonardo abbiamo un natante di 4 metri con motore in avaria. Ora allertiamo la sezione mezzi nautici e disponiamo l'impiego della motovedetta SAR di soccorso a Charlie Papa 860. Sì, 860? Sì, la sala operativa. Abbiamo una segnalazione per quanto riguarda un natante di 4 metri con motore in avaria. Località Giallonardo, circa 3 miglia a sud di Giallonardo. A bordo sono 3 persone, di cui 2 adulti e un bambino. È stato disposto la vostra uscita immediata. Se ci date conferma ci sentiamo via radio. Basso. Ok, a dopo. Serra Oscar da Charlie Papa 860. Di Charlie Papa 860, Serra Oscar, avanti pure. Sì, come da direttive impartite dirigiamo per prestare soccorso all'unità in difficoltà a 3 miglia a sud di Giallonardo. Comunico appunto la Mollator Meggi. Va bene, affermativo, 15 e 42 Mollator Meggi, ci sentiamo non appena sarete sotto bordo all'unità in questione.